Ben ritrovati amici, qui a Ragioniamoci Sopra, Giuliano Zulin, Radio Libertà e come sempre il nostro tema di fondo è quello dell'autonomia. Siamo entrati veramente nel vivo della battaglia agonistica, sono state consegnate 1.300.000 firme da parte di associazioni, opposizioni, PD, CGIL, varie sigle che vogliono portare avanti questo referendum per abrogare o in parte cambiare la legge Calderoli che definisce il quadro della attuazione praticamente dell'autonomia differenziata, come sancito dalla Costituzione italiana. Ora, le novità di questi ultimi giorni sono che innanzitutto poi ci sono, ricordiamo anche che oltre al referendum legato a 1.300.000 firme, sul quale la Cassazione adesso farà le sue analisi per vedere chiaramente se è tutto in regola, e poi la palla passerà alla Corte Costituzionale perché dovrà definire se è ammissibile o meno il quesito referendario, cioè è giusto abrogare, questa legge oppure no. Per cui praticamente adesso è il momento di siamo a come dire, a lasciamo lavorare, gli organi costituzionali per capire se questo referendum vedrà la luce oppure no. Tanti danno già per scontato che ci sarà il referendum, vediamo se ci sarà oppure no. Parallelamente alla raccolta firme e alla richiesta di referendum ci sono stati anche 4, 5 consigli regionali capitanati dalla Regione Sardegna, che ricordiamo sempre la Regione Sardegna è una regione a statuto speciale, per cui è paradossale che la Sardegna, guidata da Alessandra Todde, esponente del Movimento 5 Stelle, non voglia l'autonomia, per le altre regioni, ma la voglia solo per sé, in questo caso, e di fatto hanno presentato ricorsi, anche loro presso la Corte Costituzionale per dire se effettivamente la legge Calderoli è costituzionale o meno. Però, dall'altra parte, il governatore Zaia ha cominciato ha presentato a sua volta, presidente del Veneto, un ricorso alla consulta contro chi ha presentato ricorso, perché il ragionamento sul quale poi ne parleremo in questa mezz'ora insieme, il ragionamento è questo: le regioni che fanno ricorso alla consulta sostengono che la legge Calderoli, che non è altro, ricordiamolo, che un'attuazione del dettato costituzionale, dei vari articoli 116, 17, 19, 119 della Costituzione, loro sostengono che questa lede, diciamo, i principi di uguaglianza e altre menate che dicono per quanto riguarda appunto, i la legge Calderoli. Mentre a questo punto il Veneto dice: "Benissimo, se loro dicono che la legge Calderoli lede, qualche particolare principio fondamentale dell'Italia, allora è anche vero che, proprio il ricorso lede i diritti di una regione che vuole invece l'autonomia differenziata, come per esempio il Veneto, ma anche Lombardia, Piemonte e Liguria, che proprio giovedì inizieranno il loro iter, i loro incontri con il ministro Calderoli per, avviare le trattative per chiaramente avere l'autonomia su 9 materie che son quelle che, non prevedono i LEP, cioè la fissazione di livelli essenziali di prestazione, e quindi in teoria non servono, diciamo questi LEP che, ricordiamolo, sono necessari, vanno fissati proprio perché è ovvio che ne so, la sanità o altre materie o il trasporto pubblico o altri temi hanno bisogno, anche se non c'è scritto nella Costituzione, ma siccome li voleva inserire il ministro Boccia all'epoca, perché diceva bisognava essere tutti uguali in partenza, effettivamente la legge Calderoli segue quella volontà, espressa dal PD ed M5S durante il governo Conte 2, e quindi crea questi LEP prima di dire: "Okay, tu regione X avrai la sanità e avrai queste risorse, tu regione Y avrai, che ne so, una parte dell'istruzione e queste risorse". Ricordiamo che tutte le 23 materie non sono scritte su, le figurine, un album di figurine Panini, ma sono scritte sulla Costituzione, per cui tutti quelli che dicono
Italia uno indivisibile, articolo 5, l'articolo 1, citano tutti gli articoli della Costituzione contro l'autonomia, bisogna ricordare che l'autonomia è nella Costituzione, per cui o la Costituzione, lo ripetiamo sempre, è bella tutta o non è bella affatto, ma non solo è bella quello che piace a me e non quello che non piace a me. Detto questo, entriamo nel vivo appunto della discussione, cioè il tema è, interessante su questo fatto, no, siccome abbiamo visto che anche esponenti, per esempio, di Forza Italia chiedono di rallentare e di non avviare nemmeno le trattative su queste nuove materie dove non son previsti i LEP, che sono per esempio rapporti con l'Europa, commercio estero, cioè come se, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria non potessero trattare direttamente con l'Unione Europea. Può essere giusto non trattare con l'Unione perché, per esempio, il ministro Tajani, vice premier, ministro degli esteri, dice che è una competenza proprio sua della Farnesina, chiaramente i rapporti internazionali, ci mancherebbe altro, ma, la Costituzione, ribadiamo, dice che una delle materie che può essere concessa è, per esempio, i rapporti con Bruxelles. Allora, non capiamo perché, una roba che è scritta sulla Costituzione non possa essere applicata, cioè, non si riesce a capire. Ed è proprio anche su questa incomprensione che, per esempio, la Regione Veneto ha fatto ricorso contro le 5 regioni guidate dal centrosinistra che non vogliono autonomia, hanno fatto ricorso contro la consulta. Sembra tutta una pantomima, ma in realtà appunto, è la verità. In che senso chi è contro l'autonomia, reca un danno alle regioni che invece la vogliono? Le regioni che invece la vogliono, noi siamo andati a vedere l'osservatorio conti pubblici della, Cattolica, il famoso osservatorio conti pubblici Unicat, che è quello dove c'è, diciamo, dove è presente, guidato dal professor Carlo Cottarelli, che alcuni conoscono perché doveva essere anche mister Forbic, Mani di Forbici, quando doveva tagliare la spesa pubblica, poi ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale e, chiaramente pubblica una serie di indagini spesso proprio sui conti pubblici. Allora noi diciamo benissimo che una regione del sud legittimamente possa dire: "Beh, però l'autonomia va bene, ma noi non vogliamo perderci". Bene, però allora la anche una regione del sud, del nord, del centro, di chi per esso, che vuole l'autonomia dice: "Sì vabbè, però anch'io non voglio perderci, non voglio l'autonomia perché voglio gestire meglio le competenze e le risorse che mi verranno assegnate. So di poterle gestire meglio", come ha detto 1000 volte l'ex presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini del PD, ora europarlamentare, lui ha sempre detto: "Lasciateci 15 addirittura materie, competenze, perché noi sappiamo di poter gestire meglio dello Stato centrale". E andiamo subito a vedere per esempio, no, c'è proprio l'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano, affronta il tema del residuo fiscale, nel quale si lamenta anche proprio questo studio, questa analisi pubblicata i primi di settembre, dove dice: "Cavolo però, servirebbero più dati, più trasparenza per fare parlare di autonomia". Effettivamente noi lo diciamo sempre perché, se no si va sempre a finire nell'ideologia e questi numeri invece servono, ma perché i numeri servono per dir la verità, per dir le cose come stanno, non per fare politica o ideologia. E per esempio gli ultimi dati disponibili che cita questo studio dell'università, dell'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica, parla del famoso residuo fiscale, cioè della differenza tra spese ed entrate della pubblica amministrazione, cioè tutte le pubbliche amministrazioni, quindi lo Stato, regioni, province, comuni, enti previdenziali, no, che fa in una determinata regione. Allora, gli ultimi dati disponibili, diciamo che l'osservatorio, conti pubblici della Cattolica prende in esame dei dati forniti dalla Banca d'Italia, quindi insomma parliamo di massima autorità, e dice che nel 2019 il Centro-Nord ha contribuito con quasi 100 miliardi di euro, precisamente 96, mentre il Sud ha ricevuto, cioè ha dato, come dire, è in deficit, quindi ha un residuo fiscale molto alto, mentre il Sud ha ricevuto risorse dall'esterno, quindi di 60 miliardi, per 64 miliardi. Quindi il Centro-Nord ha ricevuto meno di quello che ha dato per 96 miliardi, il Sud ha ricevuto più di quello che ha dato per 64 miliardi.
Allora la regione Lombardia, sappiamo più o meno tutti, è la regione che ha contribuito di più allo Stato con un avanzo di 56,8 miliardi, cioè praticamente la regione Lombardia dà 56,8 miliardi in più di quello che riceve, che è più o meno il 60% del residuo fiscale del centro-nord che avevamo detto prima sono più o meno 96 miliardi. E vale la regione Lombardia, con il suo 56,8%, vale praticamente il 90% del residuo fiscale positivo del sud. Cioè di fatto, paradossalmente, se vogliamo tirarla un attimo, la regione Lombardia è quella che finanzia il sud al 90%, mentre tra le regioni del sud, dice sempre l'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica, la Campania ha avuto il maggior residuo fiscale con 16 miliardi di euro, seguito da Sicilia 14,2 e Puglia 12,7. Cioè sono regioni che prendono, incassano, ricevono più di quello che danno sotto forma di entrate contributive fiscali. Però, c'è un però, perché se noi sempre basandosi sui dati della Banca d'Italia, il Mezzogiorno risulta svantaggiato però in termini di ripartizione della stessa spesa pubblica rispetto alle regioni del centro-nord, cioè ci son più soldi, ma in qualche maniera il centro-sud è svantaggiato. Esclusi ovviamente gli interessi sul debito pubblico che comunque valgono sempre sugli 80 o 90 miliardi. Insomma nel 2019 la spesa primaria, cioè quindi al netto di interessi sul debito pubblico pro capite della PA, è stata di 12.400 € al sud, contro i quasi 14.000 del centro-nord. Quindi c'è una differenza praticamente di 1.600 € a, svantaggio dei cittadini del sud. Però se andiamo a analizzare un po' più in là, questo è diciamo il dato macro, andando un po' a scandagliare, tirando via le pensioni, perché chiaramente la pensione uno magari ha lavorato al nord, poi la percepisce al sud o viceversa, quindi non hanno una allocazione geografica ben precisa, ma perché dipende anche dalla mobilità, chiaramente dei cittadini e dei pensionati. Allora vediamo che in questo caso la differenza di spesa pro capite pubblica da nord a sud, che vedevo in vantaggio il nord di quasi 1.600 € si riduce a 245 €, perché vuol dire che il sud i cittadini del sud beneficiano di una maggiore spesa previdenziale rispetto ai cittadini del nord, sempre in base a quanto si versa chiaramente. Quindi scendiamo a 245 €. Anche se in questo caso appunto il centro-nord è sempre in vantaggio, più 245 € rispetto al centro-sud. Dove però diciamola tutta, la parte del leone qua la fanno le regioni a statuto speciale, che son quelle che tengono su chiaramente questa differenza. Se però, e adesso andiamo in un ambito ben preciso, si considerano le variazioni nei costi della vita, cioè le 2 delle 2 macro aree, cioè considerando che i prezzi al sud della vita sono molto più bassi rispetto al nord, vuol dire che ogni euro speso al sud ha un maggiore potere d'acquisto e quindi un valore reale superiore, cioè nella realtà. Quindi se mettiamo dentro, sempre lo dice l'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano, diciamo la spesa pro capite, verso, un cittadino italiano, com'è, la differenza tra nord e sud? Allora, in base anche considerando anche la parità di potere d'acquisto, il vantaggio del mezzogiorno sale rispetto al centro-nord a 2.297 €. Cioè, di fatto in termini reali, quindi considerando anche il costo della vita, un cittadino del sud guadagna, tra virgolette, dalla spesa pubblica 2.297 € pro capite. Fermiamoci un secondo, ci vediamo fra poco, ragioniamoci sopra. Giuliano Zulin, Radio Libertà, a fra poco. E rieccoci qui a Radio Libertà, Giuliano Zulin, ragioniamoci sopra. Abbiamo detto appunto di come quanto vale la spesa pubblica per cittadino, considerando
una spesa macro, poi tirando via la parte pensionistica e considerando anche quanto vale 1 € speso in un territorio, perché c'è un costo della vita di cui tenere conto. E vediamo che in teoria per ogni cittadino del sud, la differenza tra entrate e uscite, cioè tra quanto dà alla fiscalità generale, l'INPS e compagnia cantante e quanto riceve, in termini reali, cioè di potere d'acquisto, siamo su più 2.300 €, 2.297 € per la precisione, rispetto a un cittadino del centro nord, che cioè di quanto riceve e quanto dà rispetto allo Stato, no, cioè guadagna dallo Stato 2.297 €. Allora uno dice: "Beh, ma quindi in teoria è legittimo che alcune regioni vogliano l'autonomia, perché dicono: "Okay, vogliamo anche che tutti i soldi che noi territori diamo, magari qualcosa possa restare anche qua", ma non perché non vogliamo aiutare chi è in proprie difficoltà, ma se andiamo a vedere appunto dati forniti da Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano, quindi non inventati da chissà che, sostengono questo, cioè che la differenza tra spesa pubblica in un territorio e quanto questo territorio dà allo Stato e quindi alla formazione della spesa pubblica, vede un vantaggio per il cittadino del sud pro capite di 2.297 €. Come vengono spesi questi soldi? A livello diciamo dagli enti territoriali. Per esempio, prendiamo i punteggi LEA, cioè i punteggi ottenuti dalle amministrazioni regionali per il monitoraggio dei famosi livelli essenziali di assistenza, che sono di fatto tutte le prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire chiaramente ai cittadini. Allora, nel 2022 vediamo che la Calabria risulta inadempiente con un punteggio complessivo inferiore ai 140, che è il più basso fra le regioni che sono state, come dire, sottoposte a verifica, mentre il Veneto e l'Emilia Romagna risultano adempienti con un punteggio superiore ai 280 punti. Quindi c'è una mega spaccatura tra i punteggi LEA, livelli essenziali di assistenza, tra le regioni del sud e quelle delle regioni del centro-nord. Quindi ci sono le differenze, ma le sappiamo, non è che adesso siamo nati ieri. Le differenze ci sono senza l'autonomia. Quindi non è che l'autonomia spacca il paese, ma è proprio l'assenza di autonomia e la deresponsabilizzazione dei amministratori locali, nel senso non che siano irresponsabili, ma non c'è nessuno che verifica, controlla e dica: "Guarda, io t'ho dato 10 € e devi spender bene. Te ne servono 11 perché devi fare un investimento. Benissimo, te ne do 12, però non è che ti do 15 € e non guardo neanche dove li hai spesi", anche perché abbiamo visto, fino a qualche secondo fa ne abbiamo parlato, la differenza tra spesa pubblica in un territorio e quanto questo territorio dà allo Stato centrale, escludendo gli interessi sul debito, escludendo la spesa pensionistica, considerando invece il costo della vita, vediamo che il cittadino del sud incassa quasi 2.300 € in più, cioè beneficio di 2.300 € in più rispetto al cittadino del centro nord. E questi sono numeri non detti da me, ma dall'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano. Spesi male però, perché vediamo che appunto la differenza della qualità dei servizi di assistenza, quindi a livello sanitario soprattutto e sociale, vede proprio un 140 punti il più basso in Calabria, 280 punti invece in, Emilia Romagna e Veneto. C'è un'altra voce che analizza l'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica, che è quello degli asili nido, riferito a bambini tra i 0 e i 2 anni. Allora qua solo 6 regioni, leggo, tutte situate nel centro-nord, raggiungono il target europeo del 33% di copertura. Un dato che evidenzia l'ennesimo divario chiaramente significativo rispetto al sud, dove la copertura è nettamente inferiore, si può raggiungere anche i 30 punti percentuali, nel caso di Campania, Sicilia e Calabria, se confrontati con l'Umbria. C'è una differenza proprio di 30 punti percentuali. E questo evidenzia una situazione particolarmente preoccupante per quanto riguarda appunto, dice l'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano, l'accesso ai servizi per la prima infanzia, soprattutto appunto per quanto riguarda il mezzogiorno. Per cui soldi ci sono, ma vengono spesi male. Allora, chiaramente per provare a farli spendere meglio c'è questa c'è la legge Calderoli, contro la quale chiaramente si stanno scagliando, PD, M5S, sindacati e compagnia cantante,
per abrogarla attraverso il referendum che vedremo se poi sarà legittimato o meno dalla Cassazione e poi dalla Corte Costituzionale. Però se, non sono spesi bene questi soldi, no, lo ripetiamo, non è per colpa dell'autonomia, ma forse è appunto per colpa di una, classe dirigente che forse non ha fatto bene il suo dovere. E tra l'altro, quindi chiaramente la commissione, quella presieduta da Sabino Cassese, che in teoria dovrebbe determinare i criteri con i quali saranno fissati i LEP, i livelli essenziali di prestazione, che sono basilari affinché poi lo Stato possa dire: "Okay, do una competenza a una regione con relative risorse, in base a quelle che sono scritte nella Costituzione, che sono 23, fra cui istruzione, sanità, lavoro e compagnia cantante. Contro questa siccome si è parlato, si è vociferato che dentro queste regole, questi sistemi, ci fosse una roba negativa, appunto perché si considerava anche il costo della vita, perché così si diceva: "Ah, allora ci sono cittadini di serie A e serie B". A parte che il costo della vita è la realtà, cioè bisogna fissare dei livelli in base alla realtà, ma non per denigrare o per mandare ancora più giù chi vive in determinati territori, ma perché si deve anche, allocare la spesa pubblica in maniera efficiente. Contro questa cosa si scaglia, per esempio, uno dei membri di questa commissione Cassese, che è Enrico La Loggia, esponente storico di Forza Italia, è stato anche ministro per gli affari regionali, siciliano doc, e lui ha rilasciato un'intervista al Quotidiano del Sud pochi giorni fa, dove addirittura lancia una un non so, una battaglia, un grido di battaglia che è: "Fermeremo la lobby del Veneto", vuole spaccare il paese. Dice questo: "Ci stanno provando, la lobby veneta è determinata a procedere comunque", proprio sul discorso per esempio di considerare il costo della vita all'interno della fissazione di questi LEP, di questi livelli essenziali di prestazioni che servono per dire quante risorse devi dare a un territorio affinché dei servizi siano basilari, considerando che i servizi, abbiamo appena visto, sono, negativi rispetto ad altri territori, soprattutto al sud, e non certo per colpa dell'autonomia, in quanto non c'è ancora l'autonomia. Insomma Enrico La Loggia dice: "Ci stanno provando, la lobby veneta è determinata a procedere comunque anche dimostrando l'indimostrabile, cioè che il costo della vita è più basso nel sud, solo se non si considerano i costi della cronica mancanza di infrastrutture e servizi". E su questo bisogna dire ha ragione il ministro La Loggia, perché mancano infrastrutture e servizi come invece mai ci sono al nord, ma non certo per colpa dell'autonomia delle regioni del nord, perché le risorse sono state stanziate nel PNRR. Sappiamo che il 40% delle risorse per l'ammodernamento e per ridurre questo gap, questa differenza tra nord e sud, sono proprio legate a progetti, cantieri per il Mezzogiorno. Però alla loggia si dice: dove sono le autostrade, la ferrovie veloce, l'elettrificazione delle zone rurali, la copertura internet? Però, mi scusi ministro, presidente, onorevole, senatore La Loggia, non è che, come dire, è colpa di qualcuno, perché forse la classe dirigente di quei territori o la classe dirigente romana, nel senso di di Stato centrale, forse non ha gestito bene queste risorse negli ultimi decenni, non certo per colpa dell'autonomia, ma forse proprio per questa roba qua. Non lo diciamo noi che è stata colpa della classe dirigente, ma lo dice lo stesso Enrico La Loggia, perché a un certo momento una domanda in questa intervista apparsa sul Quotidiano del Sud il 27 settembre, che lui dice: "Fermeremo la lobby veneta". A un certo momento l'intervistatore, che è Pietro Massimo Busetta, gli, fa questa domanda alla Loggia, siciliano, ex ministro degli affari regionali, Forza Italia. Dice: "I suoi 3 figli lavorano tutti fuori. Non si sente scippato di parte della sua vita?" E adesso leggiamo pedissequamente la risposta del ministro ex ministro La Loggia, membro della commissione Cassese contro la lobby veneta dei LEP, contro lo diciamo, come dire, non tanto un amico dell'autonomia, dice che i suoi 3 figli lavorano tutti fuori? Risposta di La Loggia: "Credo sia la prova del fallimento della nostra opera di classe dirigente.
Se questa bellissima squadra, formata dal sottoscritto insieme con Luca Orlando, Sergio Mattarella, Rino La Placa, Vito Riggio, Sergio D'Antoni, Luigi Andrea Cocilovo, Peppino Provenzano, l'ex presidente della regione siciliana, Francesco Musotto, fosse rimasta insieme, forse saremmo riusciti a cambiare qualcosa. Ma purtroppo l'egoismo di tutti ha fatto naufragare le buone intenzioni della squadra. Lo considero un debito d'onore non saldato, una grande occasione sprecata. Punto. Peccato. Quindi, ehm, se il Sud è dietro e se i figli della loggia, di Enrico La Loggia, sono andati tutti fuori, diciamo dalla Sicilia, adesso non so dove, o comunque dal territorio dove sono nati, lui dice: "Credo sia la prova del fallimento della nostra opera di classe dirigente. Un debito d'onore non saldato, una grande occasione sprecata, peccato". E quindi, diciamolo, se adesso non è che per le colpe di una classe dirigente si possa frenare l'entusiasmo, il dinamismo, la voglia di far meglio ancora di alcuni territori che vogliono lavorare per migliorare ulteriormente la propria terra, la propria regione, le proprie città, le proprie campagne, le proprie province e fare anche del bene per i territori che, per colpa di una classe dirigente, come dice la Loggia, non hanno lavorato bene per quel territorio, anzi addirittura lo hanno depauperato, impoverito, fatto scappare gente e, per colpa anche di servizi che non ci sono, perché l'abbiamo visto prima, i soldi per certi territori ci sono, però vengono spesi male. Il tutto senza l'autonomia. Solo l'autonomia potrà e la responsabilizzazione di queste classi nuove dirigenti del nord, del sud, dell'ovest, dell'est, potrà sicuramente portare beneficio a quei territori, perché peggio di così, ahinoi, non si può fare. Ragioniamoci sopra. Radio Libertà, Giuliano Azzolin, ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana. Ciao e ovviamente buona autonomia a tutti. Ciao,